sai che si fanno la fine, non lo so, c'è Un colpo di pistola a destra e ammazziamo a tutti. Nella vita poco importa sapere dove l'altro sbaglia, perché lì non possiamo fare nulla. Importante sapere dove noi sbagliamo, perché è lì che possiamo fare molto. Cominciamo col fare ciò che ogni giorno è necessario, ciò che ogni giorno dobbiamo, poi ciò che è possibile. E all'improvviso ci sorprenderemo a fare ciò che prima appariva impossibile. Ci sono cose che ti cerchi e cose che ti vengono a cercare. Non le hai scelte tu e talvolta nemmeno le vorresti, ma arrivano e a quel punto non sei più uguale. Qualsiasi soluzione tu scelga, ti cambia comunque e tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male. Un brutto capitolo non significa che la tua storia sia finita. Forse iniziare un nuovo cammino spaventa, ma dopo ogni passo che percorriamo, dopo ogni piccolo gradino che scendiamo, ci rendiamo conto di com'era pericoloso e dannoso stare fermi. L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri di più della vita stessa. Comincia ad essere adesso ciò che vuoi essere domani. Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere. E ricorda, solo chi ha la forza di scrivere la parola fine può scrivere la parola inizio.
of the Titanic. She picked me up with her, and I can't figure out life. I met a girl top my way up being careless, just waiting for the ending. But now I realize that she is real, and I'm feeling a little crazy for you. Ragazzi, ma come si sta bene qua in Sicilia? Avete notato che atmosfera di relax e di benessere che c'è qui? Davvero, qui non manca proprio nulla. Non me ne andrei più via. Hai ragione, davvero stupendo. Ragazzi, allora, come vi dicevo, oggi giocheremo un gioco di ruolo di stile apocalittico che si chiama Side Effect, dove siete in un mondo in decadenza e con dei personaggi che creerete dovrete sopravvivere nei modi più creativi che vi vengono in mente, d'accordo? Va bene, dai su ragazzi, iniziamo a giocare. Buongiorno cari telespettatori, oggi ci troviamo a Palermo ed esattamente nella stupenda baia di Mondello che potete vedere alle mie spalle. Siamo qui per realizzare un servizio di approfondimento su un personaggio controverso e quanto mai discusso, Gaetano Scalici. Lo faremo insieme alle due giornaliste che si sono occupate del caso sin dall'inizio. Darei la parola a Stefania Conti e ad Anastasia Mielnikova che ci spiegheranno cosa sta realmente accadendo. Buongiorno e benvenuti a questa edizione straordinaria del TG, in quanto abbiamo grosse novità su Gaetano Scalici. Abbiamo appena appreso e potuto confermare che dopo l'agguato di Scordia, Gaetano è vivo e starebbe collaborando attivamente con la giustizia. Tutto lascia pensare ovviamente che si trovi in qualche nascondiglio segreto ben protetto dalla magistratura, dal quale continua a far luce e a chiarire infiniti complessi intrighi e segreti della malavita siciliana. Ora passo la parola ad Anastasia. Grazie Stefania. Infatti la cosa importante che vorrei aggiungere e far sapere è che ormai sembrerebbe quasi certo che il personaggio in questione si trovi ben nascosto, a quanto pare proprio nella sua amata terra che non ha mai lasciato, ovvero qui in Sicilia. Linea allo studio. Gaetano, qui finalmente starai al sicuro. Ti raccomando, attento però, non fare scherzi. Ci siamo capiti? Nemmeno lo dovete pensare. Il vecchio Gaetano ormai non esiste più. Io spero che dopo questa bella discussione che avete fatto, finalmente avete capito che è Gaetano Scalici. Voi gli avete fatto fare tutto quello che voleva, a manca e a destra. E questi sono i risultati. E se continua, sono sicura che noi attommoliamo tutti. Questo è poco, ma è sicuro. E allora è arrivato il momento che ognuno di noi si assuma le responsabilità. E ne cadere fuori. Picciotte, vedremo che dobbiamo accomandare. Vedi che bella figura mi faceste fare, eh? E pensare che avevo organizzato tutto per Benino. Nemmeno l'agguato non importa. Assurdo.
Papà, sta vuota! Come finisce, finisce! Vi giuro che ammazzo chi mia mano! Signori miei, calma, calma. Ora la cosa più importante è che oggi siamo qui, tutti insieme. Addirittura con i suoi uomini che hanno capito tutto. Ora è veramente solo, più solo che mai. Tutti lo hanno abbandonato e isolato. Ora è davvero un gioco semplicissimo. A giorno è scuola e finì la vacanza, per una volta e per sempre. Con tutti gli appoggi che abbiamo, in ogni angolo della Sicilia, fatte. Sei andato a scuola? Sì. La devo giocare. Ma hai iniziato a Io oggi ho fatto una cosa bellissima a scuola. Io devo dire che non Beh, non posso fare niente. Lo sapevi? No. E come lo potevi sapere? Ecco perché te l'ho detto. E io, tanto già inizio. E io... Tu che cosa fai poi? E io mi ricordo. Vedi che voi due... Vedi che mi sento. Lo so. Non so studia. Comunque... Vai, continuiamo, vai. Senta, signora, a posto di fare troppe chiacchiere e giri di parole, ho scoperto che lei sa dove è nascosto Gaetano Scalici. E ho visto anche che ha degli amici magistrati. Perciò se spicciasse e non ne fai il serio. Forse tu non hai capito che se non ti decidi, la tua bella famiglia non sarà mai tranquilla. Dovete solo sparire quanto prima. Insomma, forse voi non avete capito proprio niente. Voi con noi dovete solo chiudere. Questa famiglia la dovete lasciare in pace. Capito? Quelle persone che voi avete nominato poco fa, ci penseranno loro adesso. Vi sistemeranno loro per le feste. Sapranno loro cosa fare. Capito? E come avete osato entrare così a casa mia, senza neanche bussare, senza neanche chiedere permesso? Oddio, che sta succedendo qua? Succedono cose strane in questa famiglia. Antonina, oggi qua. Vedo che non sei sola, ma questo bel ragazzino chi è? Non l'ho mai visto. Notizie da dare a Gaetano ne abbiamo. Da quanto tempo? Lui è Samuel, è figlio di una carissima coppia di amici. Semplicemente quando loro lavorano io me ne prendo cura e ci divertiamo anche insieme. Vero Samu? Sì. Ma chi è questo? Me lo dici? Non mi convince. Con questo bambino, a cantare da cose inutili, siamo a posto. E questo piacere do. Ora ci penso io. Giusto.
Io sono contentissimo. Lo scopro di sì stamattina. Venite a giocare con noi. Dai, venite. No, andate voi per ora. Vabbè. Ragazzi, li vedete quelli in gruppo là sotto? Li osservo già da un po'. A me non convincono per niente. Hai ragione. Effettivamente anche io avevo notato la stessa identica cosa. Qualcosa in loro non quadra. Sicuramente non sono quello che vogliono far credere. Sì, l'ho notato anch'io. Abbiamo capito, non ci sono dubbi. Sono sbirri. Si fanno riconoscere anche da lontano, ad occhi nudi. E sappiamo anche perché si trovano qui. Gaetano Scalisci si aggira in questi borghi. Sapete che vi dico? Con molta disinvoltura ci allontaniamo da qui, ci salutiamo e corriamo a parlare subito con i nostri genitori. Eh sì. Ma? È andato. Ma quindi ti sei fidanzata? Sì, non puoi capire, poi te la farò conoscere. Davvero? Ma chi? Si chiama Alessandro. Ma è quello che va sempre al parco? Sì. Quello dell'altra volta che abbiamo visto a ballare. Sì, Allora ci ci vedremo andiamo dopo. domani. Ti do la conferma, Giuseppe. So per certo dove si trova Gaetano. L'ho visto io, con i miei occhi. E a me, tu mi devi credere. Ma sei così sicura? Se come dici tu, entro domattina tutte le famiglie saranno riunite qua. Stanne certa. E tu chi sei? Chi sei? Che ci fai qui? Ti hanno abbandonato. Hai freddo, hai fame. Aspetta che ti copro, vieni. Adesso tu starai qui con me e ti chiamerai Luce. E oggi dobbiamo vedere quello che succede qua. Signori, buongiorno. Per me è una grande soddisfazione avervi tutti qui riuniti, perché ho da comunicarvi una notizia che sicuramente vi farà molto, ma molto piacere. So con certezza dove si nasconde Gaetano Scalici. E uno si muccia. Uno si muccia? Volete sapere uno si muccia? Sì. Sta cosa inutile, sta cosa di ittare. Si muccia a Raccuia, nelle case abbandonate di Bucolica. Vedi un po' cosa scopriamo oggi. Adesso avvisiamo tutte le famiglie della Sicilia intera e saranno felicissime. Signori, ora possiamo
davvero brindare. Ah, e allora festeggiamo. Festeggiamo. Fermo, Totò. Fermate battute. Un nata vita premura, un nata a cuore. Ci sarà tempo per festeggiare. Ogni cosa al momento giusto. Su Totò! Deve fermare il prima possibile a suo figlio. Non so cosa sono venuto a sapere. Agostino, so che stavo organizzando qualcosa contro quel bambino. Ma ora le cose sono completamente cambiate. Le famiglie di Messina hanno saputo con esattezza dove è internato Gaetano Scalisci e si stanno muovendo. Quindi meglio che per ora fermiamo tutto in questa fase. Su Totò, questo mi hanno raccomandato di riferire il prima possibile. Finalmente, era ora, e che ci voleva? Ho avuto una soffiata ora. Hanno scoperto dove ti trovi. Vedi che devi fare? A scomparire subito da casa, subito! È tutto pronto per la partenza di Scalici. Dobbiamo essere sicuri che non ci siano imprevisti. Niente deve andare storto. Voglio conoscere ogni minimo dettaglio. Tutto organizzato alla perfezione per il suo trasferimento. L'aereo per l'America è prontissimo. Venite. Finalmente il nostro giorno è arrivato. L'America ci aspetta. Vedrete che lì saremo felici. Per quanto riguarda la Sicilia, forse un giorno ritorneremo, questo ancora non lo so. Però adesso dobbiamo andare.